una settimana con un ragazzo più a notte. Ma che facciamo schizzare? Che muoio, ma non so più come si fa. Ah, qui per il dottore. Hai ragione, con tutte queste antibiotiche, taglie aspirine, vaccine. Pennolini, supporsini, pizzerini. Ci insegna le chitarre per farle buone, di spallizzare buone. E chi te che stiamo morendo dopo detto siamo noi altri però. Io non capisco una cosa. Se tu stai male, ma che ci spieghi se bisogna andare a macina? Che ci spieghi? Tutto ti spreco le solite nuove. Oh! Dai, invece, ti fa un bello funerale, magari non ha. Là ci vedo parecchio. Ma sempre tutto contento. Se fosse per me, fai il macello potessero chiudere. Io convinto che non l'altra, che una disgrazia si abbattiona in questa casa, sai? Papà, le mie suite che hanno piano come? Pure io ho detto, qui per sto spiegato zio, che siamo un po' i piccoli, che alla fine da lì sotto il nero, ma te ne rende conto che la vera non ne va. C'è demone. C'è demone, via, ragione. A cui pare che è sta seduta spedita che ha spiegato che qui. Un uomo, sulla linea. Negazione. Negazione. Se l'avessi in te mano hai studia. Affogato. No, che ci abbiamo fatto, no? Noi abbiamo sempre rispettato cantare tra cose. Ma? Urne, vicino a te! Ma di quando mi ci fa? In agaccia! Sentite! Se no, a casa di caratterizzare la Costanza! La Costanza uccisa, Santo! Di Mattaleano! Sentite! Buono fece! Non ti posso fare la fuori, non ti posso fare! Caro papà, io, ma è un maduro buono a lei. Io me ne sarebbe andata a Puyuta perché tu non volessi bene a Macumba. Aspetta, non è venuto. Io l'amo tanto e lo sposerò. Non volle scappare, ma mi ci avessi costretta. Quindi, quando mi cercate, non mi trovate. Aspetta che continua. Mi farò sentire io un Macumba. Mamma, buttila là, ti voglio bene. Non piangere, Cespino! Non piangere, Cespino! Non mi farà la linea! A te non è venuto! Per sé! Che significa per sé? Per partire c'è tutte capisci? Non facci del male a Macumba! Quando verrà a casa, se no, mi ammazzo! Buono! Siete andate senza voi! Chi ti ha detto suono? E sentivo io mi colpa cosa, Dio! Colpa lì? Allora tu sei d'accordo che si mette questo numero fecoso? Ah, se l'avessi in te mano! Affogato! Ecco tu non è matto! Una fuga nuda! E tutti vanno che tu, io sono!
stai dicendo prima. E manco io voglio, ma intanto che è fatto vuole? La puoi tenere brutto. No, è già poi io. Ci va dato tu, ci va da voi. Questa è porta che mi fa in te. Io la seggia davanti alla porta l'ho visto mai. Ah, per cortesia, ah. Buongiorno Susanto, è un piacere di vedere i miei soci qua. Senti a cano, che soci, non ci siamo, capisci? Anzi ti do di più. Mettiamo in un sacchetto e mi restituisci 200 euro per te che stai con buoni occhio, capisci? Oh, tutti queste belle molte che devo capare non la so poi che non muoiono mai! Non muoiono mai! Avevo come un porco da mosquitare. Ma sto bello freddo, non si ha questo freddo qua. Non si ha questo freddo. La picca, non ti fa Oh, Ida, sta lo specchio e sta meglio me figlio Alvaro! Scusa, la signora Concettina sta meglio me. Ma Eh. perché dici che sta meglio me? Compagno dice giusto, se tu chi tu che si avvicina a questo colore della moneta, sai? Senti una cosa, che sempre come ti chiama? Esatto. Vuol dire che venisse a fare il lavoro perché lo vuole scagnata? Tu sai, per l'appunto, sono venuto a debitarmi per l'altro giorno. Andura, più l'occhio per sempre, non mi sa facciamo il palazzo. Susanto, è il suo rosso! Ah, chi se parlare che santevo! A cosa c'è venuta a pensare a Che figlietta? fai? O non sentisse era un modo di dire, siccome un pezzo rosso ci ha domandato che stai per un funerale! Susanto, Che? ma che capissero? Un pezzo rosso, perché pesa 180 kg! Ah, faccio una giocavò. Ma non è possibile che tutti i molti male combinati nei molti tuoi, ma è possibile? La cosa bella, sapete qual è? Vabbè, sentiamo. Cade sulla sommeliere è un figlio che è stato una seggia a rotelle. E allora? E allora, per la scendere forse dei spalle. Nelle asse vai suonate che santevo. Vabbè, io lo saluto, vi devo cadere. E come? Chi è? Papà, Che? la passa con troppo. Che come a fare? Ma chi sta per grosso ma grazie. Tante, Dimmi, l'altro. tu sei sempre 9 pure. Hai una sorpresa per te. Hai una sorpresa per te. È una recita del bianco che ho guardato per te. Non me lo vuoi, ti c'è ancora le rinze. Ma penso mica a pensare più. No, caro Lazzaro. Stavolta mi sta tanto che ha cambiato colore. Sarò signorina ancora per poco, sì. Mi sono innamorato e presto mi sposerò. Ma come tu? Sai? Non si viene di dire. Perché? Ma questa forte, Una ragazza bellissima e un colpo di fulmine a ciel sereno. E va bruciò. Sì, l'amore. Sai? Non puoi fare di particolare che sente però non è che me la descrivo un pochino, perché attenzione che c'è qui. Attenzione, Susanna. È alta, capelli castani lunghi, occhi meravigliosi, il nasino, cavallo se ci vede, ma soprattutto benestante. Mi ha confidato che suo padre sta concludendo un affare importantissimo e che gli entreranno un sacco di soldi. Ma nemmeno questo fare cacciate siamo. Però abbiamo fatto così fretta, ma tu sai, non ne sa, un faccio solo, è pazza di me, non ci puoi stare lontano. E poi mi chiamo ora, ma accorgermi, ma è una cosa importante. È pazza d'amore per me. Ma che vuoi che sante? Ah, il tizia fa mezza bellezza. Oh, che sponte, io intanto l'amore l'ho trovato. Tu, manco non lo spindugiaino come te lo trovare. Sì, comunque, tu sai, caccia di diritto lo muerto, che ho taglio passo, ho più funerale. Tu Samu. Stavo 100 euro, va bene? Vabbè. Saluto a tutti. Vabbè. Un amore così grande. Ma va. Vamos. A pura fiesta.
via caduti senza croce. Tutte sono felici già di male. Papà, sai che c'è? Abbiamo a pensare a questo. Sta figlia con questo sallo speglia. A cosa quello se sallo speglia io ne sono molto io, non c'è da Che successe? Ma che ti metti? A fuggita le mie figlie! Merito un borsetto, merito! Ma che fa io scemonita malavattello, bella mano! Via, fino a quando tornare già a casa è come se fosse morta! Non te posso fare con la tua, non te posso fare! Speravo di no. Oh, amico, un minuto però! E l'altra questa menna a travagliare, mi raccomando, avevo un po' fresco fresco. Tanto! E tu vuoi se ne lascia? Non c'è vista, la trovo, la vuoi, non la trovo, la porterò. Vedi che si stanno svegliando, papà, finiamo. A voi, a me che mi interessa. Tuo figlio
Vabbè, e ora dopo tutta questa bella lezione di vita generale, sentiamo una cosa che io piace a me. Me ne vado, perché se deve fare una carica, ma pronta, ma pronta. E allora ancora a casa, di tutte ne vai. Ah, ti te ne va di me, bella storia. Di schifera, di bella storia. Anzi, lei a Madriga piange e si disgrazia ci vogliono capitali di chi? Almeno i figli là. Allora Visto mi capita, Ma scusate, prima di tutto che oltre a me suono ci sono più carica, quindi mi poteva salutare la fantasia. Ma poi ci voleva dire, ma lei è troppo esagerata, ma che ti suoni piangerà così la mattina sera? Perché non avevo figli, ma non vi ricordo mai a piega, ma perché non si dà sé? se parla così, già parla, sta povera disgraziata. parlano così che dalla vita ha avuto tutto quello che voleva ha avuto dalla vita. Ma sul ricordarsi che la vita è natura oggi a me troppo bene, ma forse un bimietto. No, un bimietto. Ma tutto per l'adozione. Di luna un picciotto. Ma questo non è perché c'è un fantasma per un momento. A lei, guadagnare. Non ci devi fare niente. Ci saresti. Però, qui c'ho per dire, che come diceva lei, siccome siamo troppo grandi, alcuni non lo vogliono onorare. Oh, finalmente arriva una bella notizia! Ci voleva! Stassi tranquilla, signora Crocifissa, queste cose mi vanno buone. Saremo tutti contenti. Signora Crocifissa, dico tutti. Buono, così un piancicchio. Me ne vai, che aveva fatto una scinescia, come che non farà per bene. Ah, cosa significa? Vedessi che c'è fatto? A mia. So cane, l'altra volta diciamo il pinno sul balcone e mi cari un nome mio. Come casa? Come casa? Non è balcone. Come fa? Come fa lei con casa? È speciale! Poi è Ah, vabbè, tanto è So bene cosa mi fa. L'altra volta mio marito ha affacciato. Mi giù tranquillo, che si andava un passeggio. Vuol dire si ficia a doccia, si ficia. Buono, almeno si lavò. Chi schifeio! A ringraziare che mio marito è troppo buono. Ma se capita di un so cane, c'è un frigo di tofu. Allora, signora, e siccome io non so sbagliato a parlare, sa sacuna, che non fa fullo, che fila suo marito, che è penduroso, e che è buono, va bene, mi dicevo io allora, sa sacuna, a finisse, La dimmi! Ricordate? figa, no, che successo? A scuola, lo do. Anche scuola è scuola, che ora mi telefonare, vedremo con vicino. Anzi, volevamo sapere se stavamo. Ma guarda male, ma se stamattina scendiamo e perché la scuola cantando, ma le ha dato un amicita, non è amicita mia. Ah, mi pare che questo? Ehi, tuo figlio! Che hai qua la maledizione sopra la mia famiglia. Ma ecco, tu desiderio, non può scontare! Un ciorogno, no? A me non mi interessa niente, per me tu puoi fare a casare, io ho vissuto che la figlia ritornava a casa, e basta, non mi interessa più niente.
allora che significa? Cacciarmi scapolare alle figlie. Ma che cerca, è sciamoneta! Non lo capisci che è una scusa per non dire a travagliare. Si scantano altri. Santo, tu fai un test. Hai visto cosa che ti pendolera? A me pure, ma tu mi stava afferrando. Sono la mamma. So a me. Se papà vivo e chiuso. Ma sai che se ti stanchi ci vai a studiare riposata, devi dire che Non è una casa là. tu casi. Oh, un Anastasia, tu non mi dici nemmeno. Aspettate, ma io dovete parlare. Quale mamma? Oh, per caso non sei noto, non è che non te ne neanche. Lo capisci, Nicolo? Non mi dice non è mai vista. Io ti ammazzo con sta mano, capito? Nicolo, lo capisci, Nicolo? Ehi, non mi potete ammazzare. No, è perché tieni. Perché se lei ammazza me, sua figlia sa ammazzare, sua moglie sa ammazzare, lei sa ammazzare e pure il conduto dell'ospitale. Oh! Tu una capotolina. Io muoio, io faccio muovere. Io faccio muovere, state andando. Finisci ora, finisci. Vostra figlia vuole bene. Io amare lei amare me, noi amare noi. Papà, non c'è per ammare. Che vuoi? Il tuo frigorifero c'ha la candeggina. Ma tu si spianta l'anticchia. Voi fate così, vostra figlia non tornare più. Tale, un di queste cose, sai, perché mi stai sentendo male. No! Ma che un attimo, ma perché un vuoi? Vostra figlia state bene. Addio, capiamo, ma non è ora. Dove trattate bene? È un neve. Quella che mi si riglia tutto lui. Per ora io non potere dire. Ma dopo lo sapere. Vostra figlia state bene. Ma io una cosa, a quello tu dici che vedi. Ma tu ci non hai mangiato. Perché la pelle di gisticare senza piccio. Certo, io dire stare bene, dove essere stare bene, zitta stare bene, io per ora non potere dire. Per ora io non potere dire, ma poi voi lo sapete. Oh, come stavi? Vostra figlia, avete detto, o trattare bene me, o non vedere mai più. Ma Cuba avete parlato, noi fate sentire dopo.